Ora possiamo fare il Piove. Salve. Salutate. Aggira anche, oh signore. Eccoci ragazzi, sono le 17:21, stiamo cercando benzina, vabbè, prima si fa benzina, poi torniamo a casa. Sì. Stiamo facendo la strada per arrivare all'autostrada, siamo quasi appena usciti da Gardaland. Abbiamo rifatto Mammut per la seconda volta, stamattina abbiamo fatto una coda di più di un'ora. Poi ho comprato il biglietto express, il pass express, perché sennò è impossibile fare le attrazioni. C'ha un bel costo, ma insomma, infatti
non avendolo utilizzato per fare mammut la prima volta, l'ho usato per farlo una seconda volta, saltando tutta la fila. Che figata, perché lì è sempre tanta la fila. C'erano 40 minuti di attesa, se non di più. No, grazie. E quindi abbiamo saltato parecchie file. Io non faccio tutte quelle rotazioni tipo Oblivion, io non sono, cioè il mio cuore non regge. Già Mammut per me è stata una montagna russa veramente. E anche cos'era? Kung Fu Panda, non mi ricordo come si chiama. Insomma, anche quella è stata abbastanza intensa per me. Come fanno a salirci i bambini? Non lo so. Io ho sempre paura che le giostre si stacchino dalle rotaie, cioè io ho quel terrore. Infatti devo sempre tenermi, perché ho proprio la paura che si stacchino, come magari si vedono dei video online, ecco. E vabbè, insomma, questo è quanto. Quindi adesso ci avviamo verso l'autostrada e dovremo arrivare a casa per le 8 e mezza di sera, insomma. Ciao, come sei carino. Ciao. Ciao. E cosa facevi? Allora, non mi sono ancora fatta sentire da quando siamo arrivati a casa, credo. Da quando siamo tornati. Comunque, oggi è domenica. Questi sono i chilometri. A parte che adesso l'ho usata. Vabbè, 1,3 chilometri. Questo info cumulative l'avevo azzerato dopo aver fatto benzina mercoledì mattina, quindi in partenza per Milano. E questo è ciò che abbiamo fatto, 792 km. Siamo stati in viaggio per 9 ore e 47. Togliete magari qualche minuto di oggi, neanche, sì, 2 minuti di oggi, insomma, dai. 792 km abbiamo fatto in totale. Siamo stati da qui a Milano centro, poi abbiamo lasciato la macchina ferma tutti i giorni che siamo stati a Milano, l'abbiamo lasciata là nel parcheggio, vi ho già detto, e Milano Gardaland casa. Quindi questo è il totale dei chilometri. Fai la bella statuina. Andiamo a mangiare la pappa, eh? Dai, bue, vieni. Dai, io trovo gatti ovunque vado, amore, sai? Vieni. Era giusto per farvi un po' un riepilogo di questo viaggetto di qualche giorno. Sì, Puzzo, adesso entriamo. È il telefono. Ah, sì, è il telefono. Vabbè, dai. Era per farvi un riepilogo di quanto abbiamo girato, che non è dietro l'angolo. e poi vedo video, no? Non faccio nomi, però vedo video e mi chiedo, ma queste persone stanno a Milano e non girano da nessuna parte, vanno solo sempre negli stessi posti, non vanno a farsi una passeggiata in centro. Cioè Milano è grandissima, è come Roma, c'è tantissimo da visitare. Noi in pochi giorni non siamo riusciti a fare molto e abbiamo camminato tantissimo perché abbiamo scelto di non usare i mezzi. Tutta salute, ragazzi, tutta salute. Cioè c'è tantissimo da vedere e queste persone, più di quel di fare spesa e altro, non fanno vedere niente praticamente. E ne avrebbero di contenuti da portare su internet, che ne avrebbero per un bel po'. Boh, vabbè, comunque io spero che questi video, insomma, vi siano piaciuti. E non ho ripreso tantissimo, perché comunque per noi era un po' uno staccare, proprio perché avevamo bisogno. Cioè non ho fatto tanti video. Qualcosa sì, ma non tantissimo. Noi avevamo bisogno proprio di staccare dalla routine, perché non ce la facevamo più. Però spero, insomma, che quel poco che sono riuscita a registrare vi sia piaciuto. Vabbè, dai. Adesso vado in casa.
Vabbè, mi porto dentro tutto. Oggi ho fatto ben 2-3 lavatrici. Avevo un po' di roba accumulata e ne ho ancora. Domani dovrò andare in pomeriggio a fare il tagliando della macchina. E cos'altro? Basta. E martedì sarò ancora a casa e mercoledì, come vi ho già detto, rientrerò al lavoro. Vado perché è tardissimo, sono già le 8:30 di sera. Abbiamo passato il pomeriggio alla sagra qui al paese e quindi abbiamo mangiato castagne a volontà e vado, domani si riprende con la normalità. (11 gradi), è più fresco rispetto a Milano. Vi lascio un po' aperto il passiaria e niente, faccio colazione. Oggi è lunedì. Io sinceramente non ho mica tanta voglia di tornare a lavorare. No, sono stata talmente bene a casa che io sapevo sarebbe successa questa cosa nella mia testa. Sono stata tanto bene a casa, tanto, perché ne avevo tanto bisogno. E quindi dover tornare a lavorare, non lo so, un po' un pensiero. Ho scaldato troppo, ma io lo scaldavo sempre 2 minuti. Ma è troppo 2 minuti. Vabbè. Comunque vorrei tanto stare ancora a casa.